just can't live without your love and tenderness, no way. Girl, I really need to tell you this. You alone are give me full joy and happiness. Oh yeah, still I'm missing the way you make me feel nice. I campionati regionali per società categoria cadetti andati in scena nello scorso weekend nel campo Avesani di Verona incoronano la campionessa italiana Anna Schena, vittoriosa nei 300 metri con lo strabiliante tempo di 39,16, migliore prestazione italiana di sempre in categoria. Nella stessa giornata Anna ha poi trascinato le sue compagne della New Foods nella staffetta 4%, 49,41 il tempo, nuovo primato regionale. Ho fatto 39,16 e solitamente facevo sui 40 e mezzo ultimamente e quindi insomma è un buon tempo, è il primato nazionale e la gara mi sembrava buona. Sono partita, non è il mio solito partire velocemente, quindi insomma sono partita non al massimo però abbastanza giustamente e poi ho tenuto e ho un po' aumentato alla fine. Oltre a quello di Anna, tanti personal best ottenuti dagli atleti ed altri record regionali come quello ottenuto da Rebecca Sartori, stella emergente del gruppo Atletico Bassano, autrice di uno splendido 44,56 nei 300 ostacoli, che rappresenta la sesta prestazione italiana all time di categoria. Sicuramente la pista di Verona si dimostra molto veloce, soprattutto per le gare di sprint. È stata molto faticosa, le avversarie erano molto agguerrite, soprattutto Joy Spinello, che infatti avevo paura di lei all'inizio, però è andata tutta bene, non me l'aspettavo neanche che andasse così e mi sono divertita. Ho iniziato in quarta elementare e l'anno scorso, sono secondo anno cadetta, è dall'anno scorso che provo a fare gli ostacoli, sono la specialità che mi piace di più e mi dà più soddisfazioni. È stata rifatta 3 anni fa, è in condizione ottimale, veramente sentendo anche altri tecnici sostengono che la pista è veramente adatta a buone prestazioni, soprattutto nelle gare veloci. Dove ci sono quei ragazzi, dove c'è l'impegno delle persone che grazie al volontariato riusciamo poi a fare queste belle manifestazioni, il comune non può essere assente. L'impegno che voglio dare io con la mia presenza è quello di continuare su questa strada, dare gli spazi che meritano e essere più attenti allo sport dilettantismo. In campo maschile, sempre nei 300 ostacoli, successo per Enrico Baccarin dell'Atletica Breganze. Per lui, specialista anche dei 60, sempre ad ostacoli, un tempo discreto. Gli ostacoli è stato sempre un mio punto di riferimento. Ho cominciato in terza elementare a fare l'atletica, sempre con un salto in alto, lungo e ostacoli. Dopo all'ultimo anno ragazzi ero terzo in regione e terzo in Italia nei 60 ostacoli. Dopo questo qua è stato il primo anno, questo che sto facendo è il primo anno cadetti ed è un bel anno per me, secondo in Italia nei 300 ostacoli con 2 decimi di differenza del primo. La rassegna veronese ha offerto grandi spunti anche nel mezzofondo con il duello tra la vicentina Elena Bellò e la veronese Francesca Tommasi nei 1000. Vittoria della prima in 2 minuti 54,93, ma la seconda, l'indomani, ha vinto i 2000 in solitaria, siglando il suo personal best. Il primo 200 ho ottenuto in modo regolare come avevo pensato. Ho andata un po' troppo forte nel primo 400 e alla campanella Francesca ha provato ad affiancarsi per superarmi e siamo state testa a testa e gli ultimi 100 metri ho cominciato a fare la volata. Mi trovo meglio nei 2000 perché è una gara un po' più lunga, non ho molta velocità e quindi riesco meglio a tenere un ritmo più regolare. Oggi ho fatto 6,29, sono contenta perché avevo 6,32 e sono contenta di essere andata sotto i 6,30. In campo maschile altri primati personali, nei 1000 vinti da Maslovati e nei 2000 vinti dall'atleta della Biotecna Marcon Le Bon. Mi avevano detto il mio allenatore appena prima di partire di cercare di fare i giri a 1,15 e il primo giro è stato 1,10, quindi sono stato dietro al primo che poi però ha mollato al secondo giro, quindi ho cercato di tirare. Poi mi sono sorpassati degli altri perché pensavo andavano tanto più veloci, quindi sono stato un po' dietro per non cercare di scoppiare, ma comunque ho mantenuto le giuste distanze e alla fine c'avevo ancora energia, quindi ha dato lo stacco al secondo. Sono partito dietro il gruppo e
ho sostenuto sempre, non volevo superare, insomma, perché poi sapevo che avrei ceduto. E dopo 600 metri ho iniziato ad accelerare e sono sempre stato secondo. Poi alla fine l'ho superato, mi sono messo primo e ho fatto uno scatto e avevo visto dietro che c'era un altro mio compagno e non volevo cedere, allora alla fine sono riuscito a tenere e a vincere. Tra le società brilla il CSI FIAM, vittoria nella 4% maschile per la giavellottista Ilaria Casarotto prima con 42,26 e per Andrea Magnago, che nell'alto ha ottenuto il suo primato personale saltando 1,90 m e con questa misura si candida già ad un posto sul podio nelle finali nazionali. Ho fatto una misura molto buona, 1,90 m con un record precedente di 1,88 m e l'anno scorso ero partito comunque da 1,79 m. Questa misura diciamo che non me l'aspettavo, è stato veramente molto importante riuscire a farla. Per le finali nazionali, come tutti, spero e credo di spero di arrivare primo. E con 1,90 m è possibile, però ho ancora un mio avversario davanti. Cercherò di dare il massimo alle finali nazionali e vedremo come andrà. Mi allenerò spesso per dare il meglio. Sempre in alto, ma con l'asta, a conquistare la vittoria tra le cadette è Marta Ronconi dell'Atletica Valpolicella, società che si piazza seconda in classifica precedendo le Fiamme Oro, seconda anche in campo maschile davanti all'Atletica Selva Bovolone. Non me l'aspettavo di arrivare prima, sì, avevo la misura un po' di 2,80, meno male che l'ho fatta, ho riconfermato la mia altezza. Speravo di fare 2,90, però sarà la prossima misura per la prossima gara. A livello individuale, tra le cadette sono 4 i successi ottenuti dalla New Foods, 3 quelli ottenuti dalle Fiamme Oro e 2 quelli del Marconi Cassola, nel salto in lungo con Beatrice Fiorese e nel disco con Serena Bordignon. Non mi sono trovata molto bene perché non sono riuscita a passare sul sinistro e quindi la gara è andata così. Lungo, è stata una gara un po' faticata, indecisa perché sono stata colpita da un po' di demoralizzazione, però gli allenatori mi hanno saputo un po' tirare su e l'ultimo salto con il mio dai ho fatto un 5,18 che sì, mi va bene per oggi visto che ero anche un po' stanca. No girl, don't worry. You know that I will be there for you. Girl, I need you and you only. Just call on me when you're lonely. When we are together, yes, the blessings just a flow. Me and you could live and love and watch the baby grow. Like the things you do and the special of your show. This you got to know.